ben ritrovati in questa che è la terza giornata dell'Open Student Day. Terza giornata e sarà seguita da un altro pomeriggio, domani pomeriggio, che chiuderà appunto questa settimana dedicata all'Open Student Day, quindi alla prima serie di eventi del nostro percorso di orientamento, così come l'abbiamo disegnato quest'anno. Di che cosa parliamo oggi? Il titolo della giornata di questa apertura è Studenti al centro e quindi andiamo ad approfondire altri servizi per gli studenti che l'Ateneo di Udine ha implementato negli anni, servizi che ritengo distintivi, servizi legati appunto o finalizzati, per meglio dire, a far sì che il percorso universitario sia anche un percorso piacevole. Ma non parliamo solo di servizi, oggi diamo anche la voce agli studenti e alle associazioni studentesche. Vi presento un attimino quello che sarà il programma del pomeriggio, quindi dopo questa apertura avrete il modo di conoscere l'offerta formativa del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche alle ore 13 e alle ore 15 e alle ore 16 invece l'offerta didattica del Dipartimento di Scienze Giuridiche. In entrambi questi due appuntamenti voi avrete modo di parlare con i tutor in quella rubrica che noi abbiamo chiamato A tu per tutor. Arrivando però a presentare le persone che con noi parleranno di servizi, di associazioni, di studenti, di rappresentanze studentesche, voglio subito presentare appunto quelle che sono le persone con noi oggi pomeriggio e parto quindi da Ambra Canciani, Presidente del Consiglio degli Studenti dell'Ateneo di Udine, che è collegata a distanza, il professor Stefano Lazzer, docente di metodi e didattica delle attività motorie e sportive, ho dovuto leggerlo perché è lungo, ma soprattutto delegato del Rettore allo Sport, e dulcis in fundo, ma in realtà non è proprio in fondo, in realtà parleremo molto anche con lui, il professor Daniele Fedeli, delegato del Rettore agli studenti e alle associazioni studentesche e soprattutto docente di pedagogia speciale. E allora io vorrei partire, vi ringrazio innanzitutto tutti quanti voi che siete qua con me e che mi aiutate a portare avanti questa terza apertura inventando, diciamo, questo dibattito da cui faremo emergere molti aspetti che caratterizzano il nostro Ateneo. Io vorrei partire però oggi dando la voce agli studenti, perché siamo stati in tanti a parlare, a descrivere, diciamo a raccontare quelle che sono le dimensioni dell'Ateneo, ma secondo me è venuto il momento di sentire proprio la voce degli studenti. Ovviamente non possiamo chiamarli tutti e abbiamo deciso di chiamare ovviamente Ambra come Presidente del Consiglio degli Studenti. Ciao Ambra, buon pomeriggio. Ti farò alcune piccole domande per far capire un attimino come avete vissuto questo periodo, cosa vuol dire essere Presidente del Consiglio degli Studenti, quali attività, insomma, quali sono i problemi e le modalità, insomma, di soluzione. Prima cosa che volevo chiederti, secondo te Ambra, a tuo sentore, in base ai tuoi contatti, in base alle reti, in base al tuo ruolo, qual è la modalità, come hanno vissuto gli studenti già iscritti all'Ateneo di Udine questi ultimi mesi, quasi un anno ormai? Allora, grazie intanto per la parola, per l'opportunità e buon pomeriggio a tutti e a tutte. È stato sicuramente un periodo intenso, lo descriverei così. L'università, come diceva prima professoressa, è composta da tante anime, no? E ognuno di noi ha vissuto questa esperienza in modo diverso. Io penso che da tutte le esperienze sia importante cogliere i lati positivi, no? Quindi questa è sicuramente stata un'esperienza che ci ha messo a dura prova, come studenti e come persone in generale. All'interno dell'università si è vissuto, come io penso gli studenti che ci stanno seguendo, no, degli ultimi anni delle scuole superiori, è stato sicuramente un momento in cui tutti noi non sapevamo che cosa fare.
Il punto è che non lo sapeva, cioè non eravamo solo noi a non sapere che fare, erano uguali i docenti, le persone che lavorano all'interno dell'università e onestamente anche tutto ciò che è fuori dal mondo universitario. Noi inizialmente ci siamo sentiti un po', come posso dire, spaesati, non sapevamo bene che cosa sarebbe accaduto, come avremmo potuto affrontare gli esami, eccetera. Poi pian piano devo dire che siamo riusciti ad andare avanti tutti assieme. Si è venuto a costruire, soprattutto in questo momento di difficoltà, voglio dire, un grande senso di comunità, no? E quindi nella distanza, come hanno detto anche persone prima di me, in qualche modo ci siamo uniti. Abbiamo imparato a fare didattica a distanza, abbiamo imparato ad interagire a distanza e ora con il senno di poi posso dire che sicuramente vogliamo tornare in aula, questo è certo, però appunto abbiamo imparato a fare le cose anche in modo diverso e ora non siamo più spaesati come prima. Di certo non vediamo l'ora di tornare in aula. Ma non ci sarà magari qualche nostalgico tra un po' della didattica a distanza? Che Ma magari... io sicuramente, io sicuramente professoressa e penso che oltre a me saranno in tanti. No, scherzi a parte, la didattica a distanza secondo me ci ha insegnato, cioè, è un argomento di cui tanto si parlava all'interno dell'università in generale, non solo dell'Università di Udine. E, la didattica a distanza ti permette di poter forse seguire più corsi. Se ad esempio ci sono studenti che si occupano anche di altre materie o magari lavorano oppure hanno altri impegni, penso anche magari a un fuorisede, uno studente che viene da lontano, ecco, l'opportunità di poter fare didattica a distanza gioca sicuramente a nostro favore. Quindi io quello dico, cioè, lo dico fra virgolette pubblicamente, lei professoressa è una docente, io mi auguro, ma so che andremo verso questa strada, che ecco, la didattica a distanza possa cambiare e continuare, ma sono certa, cioè, lo sto già vedendo, che all'interno della nostra università si sta facendo proprio questo percorso, cioè di cambiare il modo di vedere le cose, per ciò che ho detto prima sostanzialmente, che da tutte le opportunità negative possiamo cogliere qualcosa di buono. La didattica a distanza è un'opportunità importantissima. Sì, un'opportunità di crescita e di crescita non tanto forse per gli studenti, ma quanto è stata un'opportunità di crescita per noi docenti. Ci siamo dovuti misurare in pochissimo tempo con tutte nuove modalità, non siamo diventati degli esperti, siamo degli sperimentatori. E il ruolo, allora, visto il tuo ruolo appunto di Presidente del Consiglio di Studenti, vuoi raccontare ai ragazzi che ci seguono l'importanza e che cosa vuol dire essere rappresentanti, cioè l'importanza delle rappresentanze nelle diverse sedi, quindi l'importanza appunto di coprire e comunque rivestire ruoli in cui si porta la voce degli studenti e quindi quali sono i ruoli delle rappresentanze studentesche? Ok. Sì, ben volentieri, la ringrazio per la domanda. Come dire, ci sono dei momenti, soprattutto quelli in cui magari si vivono delle difficoltà un pochino più grandi, come è stato questo, in cui il ruolo del rappresentante diviene ancora più importante, no? Non che prima non lo fosse, assolutamente, ma proprio in quest'ultimo periodo, no? Visto che prima mi faceva la domanda sul come è andato l'ultimo periodo. Ecco, alla domanda come è andato quest'ultimo periodo come rappresentante rispondo decisamente intenso, perché ci siamo ritrovati, parlo di me, ma parlo anche dei miei colleghi, ad avere letteralmente il mondo studentesco che ci chiedeva delle risposte, ci chiedeva delle soluzioni a dei problemi che ogni giorno noi affrontavamo e che non potevamo prevedere. E come le chiedeva a noi, le chiedeva chiaramente all'Ateneo. La rappresentanza, la rappresentanza è importante e mi sento di consigliare a tutte le persone che in questo momento ci stanno seguendo
di provare a pensare a questo ruolo. Non è nulla di particolarmente complicato, vi dico la mia esperienza. Io ho fatto rappresentanza anche nelle scuole superiori, ero rappresentante di classe ed ero rappresentante nella consulta provinciale. Però quando sono entrata in università io onestamente non pensavo di fare rappresentanza. È capitato, un giorno ho conosciuto una ragazza, una mia amica, e da lì sono andata avanti. E questo mi ha permesso di conoscere molte persone, mi ha permesso di conoscere molti studenti e soprattutto di capire come funziona una macchina, un organismo, chiamiamolo un organo, pubblico come l'università. E mi ha permesso di mettermi anche onestamente in prima persona alla prova, dando a me l'opportunità di crescere e contemporaneamente facendo, o almeno cercando di fare, qualcosa di positivo per la comunità. Ognuno di noi, anche senza fare senza fare ufficialmente, diciamo, rappresentanza, può comunque contribuire, perché l'ho visto proprio in quest'ultimo periodo. Sia essendo appunto rappresentanti, sia essendo anche studenti che semplicemente sono vicini al mondo della rappresentanza, si può veramente fare qualcosa che contribuisca a rendere l'università un posto migliore. Io sono scout, anzi ero scout, ma semel scout, sempre scout, dicono, no? Quindi una volta scout lo sei per sempre. E un insegnamento che ho imparato e che ho sempre tenuto con me è quello del lascia al mondo un posto un po' migliore di come l'hai trovato. E penso che sia una cosa importante da applicare in tutti gli ambiti della propria vita, dare il proprio contributo per migliorare un luogo. Ecco che sentirai l'università davvero casa tua. Quindi... Grazie. Sì, il messaggio appunto è questo: entrate nel mondo universitario e pensate poi di volerlo vivere proprio in maniera proprio attiva, no? Collaborativa, così si conosce anche quella che è la complessità di un sistema università. Altre due persone che comunque si stanno impegnando non solo a fare i docenti, ma a migliorare il mondo degli studenti UniUD sono appunto i nostri due ospiti, quindi Stefano, professor Lazar, e Daniele, professor Fedeli. Chiedo prima a Daniele, posso darti del tu? Ogni giorno c'è questo grande dilemma per me. Beh, ce lo diamo sempre del tu, è giusto. Di che cosa si occupa la tua delega? Ma allora, la delega agli studenti è una delega che nasce ormai da qualche anno, nasce nel 2015. È nata insieme alla mia praticamente. Assieme alla tua, siamo nati insieme. 13 era. E ha due grandi obiettivi questa delega. Da un lato quello di promuovere il benessere degli studenti e delle studentesse a 360 gradi, cioè fare in modo che il percorso universitario non sia soltanto volto all'obiettivo principale, che ovviamente è quello di laurearsi, di arrivare a acquisire il titolo che poi permette di fare spesso il lavoro, svolgere la professione che un ragazzo o una ragazza sogna, però anche promuovere il benessere emotivo, relazionale, la crescita complessiva della persona, cercando di trasmettere quelle che l'OMS chiama le life skills, cioè le abilità per vivere. E il secondo grande obiettivo è quello di riuscire a intercettare le situazioni di disagio, più o meno intense, più o meno lievi, supportare lo studente o la studentessa in quei momenti di maggior difficoltà e spesso metterla in grado di riprendere con soddisfazione il suo percorso. Quindi sostanzialmente la delega agli studenti ha questi due grandi obiettivi e all'interno di questo poi vengono progettati e realizzati tutta una serie di servizi mirati su questo. Grazie Daniele, in realtà prima sono stata imprecisa, noi siamo diventati delegati assieme, ma la delega di Daniele è veramente nuova, è veramente partita nel 2013 o 2015, mentre la delega all'orientamento esiste da molti anni. E quindi questa è diciamo una delega che consente di avere delle attività o dei servizi, delle attenzioni veramente distintive di cui poi parleremo dopo. Prima volevo appunto anche chiamare in causa Stefano, delegato allo sport, e per chiedere, buon pomeriggio, ciao Stefano, per chiedere a lui di che cosa si occupa appunto la sua delega e di conseguenza quali sono anche
i servizi allo sport che l'Ateneo di Udine offre. Sì, grazie e buongiorno a tutti e a tutte. Allora, la mia delega si occupa di cercare di promuovere l'attività motorio sportivo verso gli studenti, ma non solo, anche verso il personale dell'Università di Udine. E a tal proposito l'Università di Udine si impegna in maniera discretamente importante su questo fronte, in quanto con il nostro CUSO, il Centro Universitario Sportivo, che ha sede presso il Palazzetto Universitario Giuminiani, si propone diverse attività con delle soluzioni anche agevolate per gli studenti e i colleghi e non solo universitari, avendo a disposizione presso questo palazzetto delle palestre attrezzate con corsi fitness, tornei universitari, eccetera, cercando di coinvolgere il più possibile gli studenti, le varie anime, diciamo, che vivono nell'Ateneo Friulano. Esistono convenzioni anche con diverse strutture esterne al palazzetto in modo tale da poter consentire a tutti gli studenti e anche al personale universitario poter accedere con qualche agevolazione. Altra cosa importante sono che il CUS, sempre questo organismo, si occupa di organizzare campionati nazionali universitari, cioè diciamo gli atleti, i ragazzi, le ragazze che si vogliono impegnare un pochino più a fondo possono partecipare a questi campionati studenteschi universitari che sono di particolare interesse in quanto ogni anno in diverse regioni italiane, in ambito di diversi atenei italiani, si svolgono questi campionati e quindi diverse rappresentative proprio studentesche, diverse rappresentative di atleti friulani dell'Ateneo Friulano possono concorrere in diverse discipline sportive varie, sci di fondo, discesa, rugby, calcio, eccetera. E quindi è un momento per socializzare e vivere anche realtà non solo udinesi ma anche realtà diverse. Quindi diciamo che le attività per potersi dedicare anche all'attività sportiva che va parallela un po' allo studio, va bene studiare e l'università è fatta per apprendere un sacco di informazioni, però non bisogna trascurare anche il fisico. Quindi sostanzialmente ci sono servizi che si adattano a studenti che praticano lo sport a livello dilettantistico, ma poi c'è tutto un apparato che consente di supportare quegli studenti che sono degli sportivi agonisti anche, no? Assolutamente sì. Sì, ci porta Assolutamente qualche esempio, sì. sì. Certo, allora, il mio incarico principale è promuovere l'attività motoria a tutti gli studenti, però poi nell'Ateneo Friulano sono iscritti anche atleti di alto livello che studiano a ingegneria, scienze motorie, a medicina, insomma in vari ambiti, e esistono degli programmi che supportano questi studenti, perché questi studenti impegnati parecchio nelle loro discipline sportive hanno bisogno un po' anche di qualche supporto, perché l'impegno sportivo, l'impegno accademico diventa importante. Quindi esiste un programma sport e studio che consente agli studenti di alto livello e che però continuino a mantenere anche un'attività accademica discreta, buona, di poter partecipare a questo programma sport e studio, il quale dà alcune opportunità. Diciamo che nel caso in cui questi studenti siano impegnati in allenamenti, in ritiri o competizioni internazionali e nei loro corsi di laurea siano richieste le frequenze obbligatorie, ad esempio queste vengono un attimo, non vengono prese in considerazione, le date degli esami possono essere concordate, insomma ci sono una serie di agevolazioni oppure la presenza di un tutor che li accompagna nel percorso accademico. Insomma, ci sono una serie di agevolazioni per consentire anche a questi atleti di alto livello di poter continuare le due vite parallele, diciamo, accademica e sportiva. Quindi sì, diamo la possibilità e ci sono fortunatamente queste possibilità offerte dall'Ateneo Friulano. Ma che discipline questi studenti agonisti praticano a livello agonistico? Per portarci qualche esempio. Ma certo, allora siamo stati fortunati perché nel nostro Ateneo abbiamo diversi atleti che hanno conseguito anche competizioni, hanno svolto competizioni a livello internazionale come la Giada Andreutti che attualmente ha appena finito i campionati di Bob, la Coppa del Mondo di Bob, oppure abbiamo degli atleti che fanno rugby a livello nazionale come Mattia Danna, che questo è uno studente di scienze motorie, oppure l'Alessia Tross che è una saltatrice in alto che ha frequentato
l'Ateneo Friulano. Insomma, abbiamo diverse discipline sportive che vengono svolte da questi atleti di alto livello e che riescono a conseguire dei ottimi risultati in campo sportivo, ma anche degli ottimi risultati in campo di studio, in campo accademico. Quindi diciamo ci sono delle rappresentative di studenti di alto livello che frequentano il nostro Ateneo, e quindi insomma è possibile farlo e conseguendo in entrambi gli ambiti dei risultati importanti. E quindi non sono nemmeno tutti per forza studenti di scienze motorie, sono alcuni anche studenti che seguono altri percorsi di laurea, ed è possibile, perché questo è il grande solito dilemma, sport o studio. Già al liceo inizia il dilemma sport o studio, e forse è anche più difficile, quindi un ateneo dove ci sono queste possibilità di, voglio dire, portare avanti in parallelo una doppia carriera è un valore aggiunto, perché un ragazzo non è costretto appunto ad abbandonare la sua passione. Quanto lo sport, chiedo a Daniele, è importante nel benessere? Cioè, è ovvio, è la domanda che colore è il cavallo bianco di Napoleone? Quindi in realtà tra sport e agio la sinergia è quasi automatica. Assolutamente. Sì, lo sport, insomma, come ci insegna il professor Lazzaro, è fondamentale da tanti punti di vista, dal punto di vista fisico, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista relazionale e sociale, perché permette di sviluppare tutta una serie di abilità, non solo appunto da un punto di vista strettamente fisico e motorio, penso a tutta una serie di abilità più di tipo psicologico, come l'autoefficacia, come la gestione delle emozioni connesse all'attività sportiva. E comunque, come dire, è una di quelle attività più agonistiche, meno agonistiche, più di tipo ludico, ricreativo e via dicendo, che permettono però allo studente, alla studentessa di vivere una vita molto più piena, molto più ricca. Come diceva prima Stefano, sicuramente lo studio è importante, perché si viene all'università per studiare, però è importante che i ragazzi e le ragazze continuino a mantenere altri interessi, cioè che vivano questi anni, che poi sono anni di crescita importanti, a 360 gradi, quindi non investendo molto ovviamente sullo studio, ma sfruttando tutte quelle occasioni anche di crescita umana e sociale che l'Ateneo offre. E chi ha appena affermato queste cose è comunque una persona, mentre le mie affermazioni potevano essere così scontate, Daniele si è sempre occupato nella ricerca, mi piace sottolinearlo, di disattenzione, iperattività, apprendimento, deficit d'attenzione, emozioni e successo scolastico, disturbo della condotta, disabilità adulta. Ho studiato e quindi chi meglio di lui poteva comunque inventare, implementare un progetto che a UniUD si chiama Agiatamente e che chiediamo a lui di descriverci. Sì, il progetto Agiatamente appunto nasce poco dopo l'inizio della delega, nasce nel 2015 con l'obiettivo da un lato di mettere a sistema alcune iniziative che l'Ateneo già offriva e arricchirle con altre iniziative. Allora il progetto Agiatamente, come dicevo prima, ha due grandi finalità: promuovere l'agio, è anche nel nome del progetto, e prevenire forme di disagio di vario tipo. E questo viene fatto con vari strumenti, con vari canali che ricordo rapidamente. Allora, un canale molto importante sono i laboratori sulle life skills, cioè su quelle abilità per vivere bene, come le definisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Noi 2 volte l'anno, in primavera e in autunno, proponiamo agli studenti dei laboratori. Alcuni sono classici, si ripetono tutte le volte, ad esempio il laboratorio sulla gestione dell'ansia, sul metodo di studio. Ne abbiamo avuti ad esempio sul public speaking, tra poco ne partirà uno sulla mindfulness, l'avevamo già fatto in passato. Sono tutta una serie di laboratori, ovviamente offerti in modo del tutto gratuito ai nostri studenti, per promuovere queste abilità, per promuovere uno stato di benessere e anche per permettere agli studenti però di entrare in contatto con l'Ateneo oltre il momento della lezione canonico, dell'esame.
e via dicendo. Questo è un primo elemento di agiatamente. Poi una seconda grande componente è la consulenza individuale, che è gestita dalla dottoressa Voglic, da una psicologa d'Ateneo, perché noi diamo anche la possibilità agli studenti e alle studentesse che lo richiedono di fare anche dei percorsi individuali di tipo psicologico su problematiche o connesse al percorso universitario, ma anche su problematiche personali. E un terzo elemento che è nato nel corso degli anni è stato questo gruppo di autoaiuto, nasce un po' così, inizialmente è nato alcuni anni fa in presenza come gruppo degli ansiosi anonimi, l'avevamo chiamato, perché abbiamo scoperto, insomma, quello che abbiamo potuto vedere come molti ragazzi e ragazze vivano stati d'ansia molto forti collegati al percorso universitario, spesso vivono anche male il fatto di avere ansia, perché l'ansia in realtà è un fenomeno del tutto naturale che bisogna solo imparare a gestire e che spesso nessuno ci ha insegnato a fare. Questo gruppo di ansiosi anonimi poi nel periodo del lockdown in primavera scorsa l'abbiamo trasportato online, perché quello che abbiamo avvertito in quel periodo è che molti ragazzi e ragazze mancasse anche un momento di senso di comunità, studiavano a distanza, ma mancava un luogo dove potersi incontrare con altri ragazzi anche di altri corsi di laurea, non necessariamente per parlare di studio o di esame. E quindi abbiamo creato questo gruppo che si chiama Agiatamente Online, che si riunisce attualmente 2 volte al mese. Nel periodo del lockdown si riuniva una volta a settimana, moderato da me, dalla dottoressa Voglic, spesso con la presenza anche della dottoressa Croatto, dove ragazzi e ragazze di corsi di laurea diversi possono venire a raccontare la loro esperienza o a semplicemente ascoltare quello che raccontano dei loro colleghi. Il senso è proprio quello di dare un momento di condivisione. Ecco, questo è un terzo elemento che abbiamo visto. Gli studenti gradiscono, perché è un momento in cui possono venire lì senza per affrontare queste tematiche che, ripeto, vanno dal piccolo momento d'ansia collegato a un blocco negli esami a situazioni più importanti, magari un'insoddisfazione rispetto a una scelta universitaria o anche problematiche personali che i ragazzi si portano dietro nella loro vita, e lì trovano uno spazio protetto dove possono confrontarsi con noi e confrontarsi con altri ragazzi e altre ragazze. Secondo te le forme di disagio sono cambiate durante quest'ultimo anno? Allora, quest'anno certo ha inciso in maniera importante. Noi abbiamo nel tarda primavera scorsa abbiamo fatto anche un questionario tra i ragazzi e le ragazze di Uniud per cercare di capire come vivevano quel periodo. Certo ha inciso perché per vari aspetti. In primo luogo perché ci ha messo di fronte a una situazione che nessuno di noi si aspettava, nessuno di noi, ma né dal lato studenti né dal lato docenti, era preparato per fare una didattica online così radicale e così pervasiva. Ma soprattutto è un periodo che ci ha messo di fronte l'incertezza. Questo da un punto di vista psicologico forse è la cosa che ha pesato di più, forse ancor più che l'essere chiusi in casa, ancor più di non poter frequentare in presenza amici, ancor più di non poter andare in biblioteca e via dicendo, ma da un punto di vista psicologico quello che ha pesato molto è affrontare un periodo caratterizzato da un altissimo livello di incertezza. Come spesso dico, il nostro cervello non ama l'incertezza, l'imprevedibilità. Il nostro cervello ha bisogno di prevedibilità, ha bisogno di certezze, ha bisogno di sapere che magari passa un periodo durissimo, ma che tra 2, 4, 6, 8 mesi sarà finito. Questo periodo che noi abbiamo vissuto invece è stato caratterizzato da un'incertezza totale. Non sapevamo come andava evolvendo, se andava migliorando, peggiorando, non sapevamo quando potevamo tornare a vivere la socialità in presenza, e questo ha un po' acuito in alcuni ragazzi e alcune ragazze che già magari vivevano dei leggeri stati d'ansia, del tutto fisiologici, però ha acuito un po' quello stato di malessere. Devo dire, quello che abbiamo potuto però constatare è che al contempo è stata anche l'occasione per alcuni di loro di riscoprire, ad esempio, degli interessi, riscoprire delle passioni che avevano magari messo da parte, presi da ritmi forsennati legati allo studio. Ecco, quel periodo ha anche permesso un po' di rivalutare quello. Però questo è uno dei motivi che ci ha spinto a
trasportare online questi gruppi di incontro, proprio per fare in modo che i ragazzi ci potessero raccontare la loro esperienza, perché poi lo sappiamo che anche le esperienze più negative, quelle più inquietanti, diciamo così, nel momento in cui riusciamo a raccontarle a qualcuno, le conteniamo meglio, le gestiamo meglio, e quindi quelli sono stati soprattutto momenti di racconto condiviso, collettivo, credo molto importante da questo punto di vista. Forse il fatto di lavorare a distanza dico può, ma magari chiedo poi a Bruciapelo, ma anche ad Ambra, l'essere a distanza in un esame, l'essere a distanza in un gruppo di confronto, per coloro magari che per ragioni di timidezza o di difficoltà a interagire col prossimo, forse li ha messi in una condizione un po' più agevole. Cosa dici tu, Ambra? Cioè la distanza, per amor di Dio, la didattica a distanza, gli esami a distanza, tutti i limiti li conosciamo, ma forse in certe situazioni, non so, qual è il feedback che tu hai ricevuto come appunto rappresentante dalle tue reti? Come sempre, ovviamente dipende certamente da persona a persona, no? Ci sono studenti e studentesse che preferivano, cioè si sentivano magari più a loro agio in presenza, e ci sono persone invece che si sentono più a proprio agio a distanza. Sicuramente è diverso. Da un lato non ti devi presentare fisicamente, e questo ti aiuta, comunque c'è uno schermo che funge fra virgolette da filtro. Dall'altro, paradossalmente, può capitare di sentirsi maggiormente osservati, no? Perché magari sono presenti altre persone online che stanno seguendo. Quindi dipende. Poi ci sono anche studenti, non è di certo il mio caso, che non si fanno intimidire dalla presenza altrui, però ecco, dipende. Quanto siamo riusciti, Daniele, a tuo parere, a far emergere il disagio e quindi a far sì che l'intervento di tutte queste azioni possa in qualche modo portare frutti? Ma io credo in questi anni siamo riusciti abbastanza a fare questo lavoro. Sicuramente c'è ancora un grande lavoro da portare avanti, c'è ancora molto da lavorare, però credo che siamo riusciti a ottenere finora dei risultati, ripeto, parziali, che bisogna sicuramente migliorare, lavorando su due piani. Un piano, quello di trasmettere proprio il messaggio che il percorso universitario, che può essere un percorso bellissimo, interessantissimo, pieno di soddisfazioni, però è anche naturale che possa presentare dei momenti di difficoltà, di blocco, cioè vivere un blocco, seguire un laboratorio sulla gestione dell'ansia, frequentare 2 o 3 volte il gruppo di ansiosi anonimi piuttosto che chiedere una consulenza individuale alla psicologa. Il messaggio è che non è segno del fatto di avere dei problemi, è segno del fatto di avere ancora le risorse e la voglia per migliorare il proprio percorso. Questo è un primo messaggio che noi siamo riusciti, secondo me in parte abbiamo dato e su cui dobbiamo ancora continuare a lavorare, ma credo sia stato importante. L'altro piano, che credo che abbia dato dei risultati, è stato quello di coinvolgere in questo percorso, attraverso un'azione di informazione e di sensibilizzazione, varie figure, quindi non soltanto gli studenti, non soltanto le persone che direttamente lavorano su Agiatamente, ma ad esempio il personale di segreteria, i tutor che tu coordini, tutta la parte dei tutor su cui abbiamo fatto degli incontri informativi, cioè fare in modo che veramente questa attenzione al benessere e l'individuazione precoce del disagio fosse diffusa in maniera capillare. Quindi credo che quelle siano le 2 direttrici che abbiamo incominciato a percorrere. Siamo ancora in cammino, insomma dobbiamo sicuramente migliorare, perfezionare alcune cose, però credo che la direzione sia giusta e credo che quello che ha permesso a questo progetto finora di funzionare bene è stato quello di fare in modo che non fosse un progetto avulso dal contesto, ma fosse ben integrato nell'Ateneo, anche attraverso appunto le collaborazioni tra deleghe diverse, penso la mia e la tua, su questi aspetti abbiamo lavorato molto insieme, no? Per cui credo che la strada sia quella da quel punto di vista. E comunque volevo anche introdurre un altro argomento, un altro ambito che comunque si è agganciato a tutto quello che è stato detto sino adesso, ovvero sia l'ansia da prestazione sportiva, ma l'ansia anche per un esame, per un test di ingresso,
per la presentazione di una tesi, per tutte le prove che, voglio dire, coloro che ci seguono, i ragazzi, hanno già comunque dovuto sperimentare e che continueranno ad affrontare d'ora in avanti. Dopo parliamo appunto di test ingresso. Volevo chiedere a Daniele, lui è abituato appunto a dare dei suggerimenti, un suggerimento in pillole, 1 o 2 suggerimenti in pillole, come affrontare e quindi gestire l'ansia in prossimità di una prova di questo tipo, di una qualsiasi prova in realtà. Direi, sintetizzerei in 3 punti molto rapidamente. Allora, il primo punto, ripeto, l'ansia è un fenomeno del tutto naturale. L'ansia è un meccanismo di difesa che da milioni di anni esiste e quindi non dobbiamo avere paura dell'ansia, se no si crea quella che in campo psicologico spesso si chiama un'ansia anticipatoria, cioè comincio ad avere l'ansia che mi verrà l'ansia il giorno dell'esame e che mi blocco, e quindi comincio a temere non l'esame, ma comincio a temere il fatto che il giorno dell'esame mi bloccherò, e quindi arrivo all'esame talmente teso, talmente preoccupato che mi blocco davvero. Quindi accettare l'ansia in un certo misura, accettare anche i sintomi fisici dell'ansia, il fatto che il momento dell'esame posso avere la gola secca, posso avere la voce che un po' mi trema, più cerco di contrastarli questi segni, più paradossalmente li vado ad aumentare. È come la persona che tende ad arrossire in pubblico e più cerca di controllare il fatto di non arrossire, più arrossisce paradossalmente. Questo è il primo consiglio che darei. Il secondo consiglio: l'ansia dobbiamo permettere pure al nostro cervello di riposare in alcuni momenti, cioè evitare quello che talvolta fa lo studente, man mano che si avvicina il giorno della prova, dell'esame, vi dicendo, di aumentare in maniera esagerata, spasmodica, la quantità di tempo che spesso passa sui libri, e poi ti raccontano che passano tante ore sui libri ma non riescono a concentrarsi sul libro aperto. Lo fanno quasi per non sentirsi in colpa, per dire almeno sono stato scontato. Invece no, programmare bene con delle pause, con la possibilità di dedicarsi appunto a un'attività sportiva, un'attività ludica, è importante perché il nostro cervello apprende attraverso anche dei momenti di pausa. Terzo consiglio che darei, e poi mi taccio, e questo deve diventare però una sorta di abito mentale: quando ci capita qualcosa, cercare sempre di leggere quello che ci accade, per quanto possa apparire negativo, anche da un punto di vista positivo. Mi è capitato di parlare con tanti ragazzi che ti raccontano di essersi preparati molto per un esame, poi al momento dell'esame si sono fatti prendere dall'ansia e hanno preso un voto peggiore di quello che non speravano. E quindi ti raccontano di aver fallito a quell'esame per questo motivo, perché non sanno gestire l'ansia. Io la vedo in modo diverso quello che è accaduto. Io vedo un ragazzo che si è fatto prendere dall'ansia, e questo è fisiologico, ed è stato bravissimo nel gestire l'ansia e ripartire, perché poteva bloccarsi totalmente e non superare per niente l'esame. E quindi quello che il ragazzo mi racconta come un fallimento, per me è un successo che lui ha vissuto. E in questo modo allora non ho più paura dell'ansia. L'ansia, come noi talvolta diciamo, può diventare un alleato, perché ci permette di rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare, ma non la temiamo perché sappiamo modularla. Grazie, quindi in realtà questo vi aiuta a far capire che non vogliamo dare dei messaggi intimidatori, ma anzi dei messaggi positivi nel momento in cui dovete appunto intraprendere un percorso che avrà le prove, che avrà gli ostacoli, ma in cui diversi sono gli strumenti che potrete adottare per superare eventuali difficoltà che tutti provano, che tutti hanno comunque superato. Quindi dall'attività sportiva, che è sicuramente una medicina utile, all'associazionismo e quindi al creare le reti, partecipando attivamente nella vita universitaria, e poi ha, diciamo, la possibilità di poterne parlare, di potersi confrontare, di poter capire che tutto quello che il singolo prova però poi alla fine lo provano in tanti. E siccome appunto io mi sto rivolgendo a voi che siete nella fase di scelta del vostro percorso e quindi anche nella fase di avvio di tutte quelle che sono le procedure per entrare nei percorsi universitari, una prima prova che vi attende è il test d'ingresso. Voi sapete benissimo che tutti i percorsi universitari sono tenuti a prevedere una prova, un test d'ingresso.
moltissimi corsi universitari prevedono come test ingresso un test che si chiama TOLC. E poi il fatto che l'esito del TOLC di questo test possa essere selettivo o non selettivo dipende ovviamente se il corso è un corso ad accesso libero, accesso programmato o d'altro, quindi non voglio entrare in questi meandri. Però mi interessava a voi portare alcune informazioni molto importanti. Allora, il TOLC lo potrete sostenere da casa come lo scorso anno. Le date del TOLC saranno molte di più dello scorso anno, almeno quelle organizzate dall'Ateneo di Udine. Le prossime 2 date che vi porto adesso sono quelle dell'11 marzo e del 18 marzo, in cui ci saranno le sessioni in cui si svolgeranno diversi tipi di talk, multi-talk. E allora, per introdurvi intanto in questo linguaggio, in questo contesto, farvi capire, volevo appunto portarvi questo piccolo video che vi descrive che cosa si intende per test talk. È arrivato il momento per te di fare un talk a casa, un talk all'università? Forse non sapevi che puoi sostenere il talk a partire da febbraio, già dal 4º anno della scuola secondaria superiore. Se farai il talk in anticipo rispetto all'inizio dei corsi universitari, potrai autovalutare la tua preparazione e migliorarla. Potrai ripetere il talk una volta per mese solare se il risultato che hai ottenuto non è soddisfacente. Potrai partecipare alle selezioni anticipate se il tuo corso di laurea è ad accesso programmato. Non dimenticare, se ti interessano più corsi di laurea, anche di università diverse, che richiedono lo stesso tipo di talk, potrai utilizzare il risultato di un unico talk senza doverlo ripetere per ogni corso di laurea. Facciamo un esempio. Ti interessa il corso di laurea A e il corso di laurea B? Leggi il bando di ammissione di A e B. Verifica il test utilizzato, la modalità di accesso e la soglia di superamento del test. Se i corsi di laurea A e B richiedono lo stesso tipo di talk, potrai fare un unico talk per entrambi, anche se A e B appartengono a università diverse. Ora saprai che, prima di prenotare un talk, devi controllare i nostri calendari e scegliere la sede universitaria in cui vuoi farlo e, se non trovi una data disponibile nell'università dove vuoi iscriverti, puoi scegliere di fare il test in una sede universitaria diversa. Non ci resta che augurarti buon talk! Bene, io spero sia stato utile per darvi alcune informazioni. Per qualsiasi altra necessità vi chiedo appunto di voi potete andare sul nostro sito, troverete tutte le informazioni non solo sulle date ma anche sui percorsi che possiamo intraprendere per la preparazione al test e poi sul sito del consorzio, il CISIA, che appunto gestisce insieme all'università, è un consorzio universitario, un consorzio di università che gestisce appunto questi test. Quindi chiedo adesso ad Ambra, che messaggio tu lanceresti agli studenti che ci stanno seguendo? Di solito sei abituata a farlo perché ad ogni Student Day intervieni di persona e porti appunto le tue parole agli studenti e quest'anno lo facciamo così, a distanza. È vero, quest'anno lo facciamo a distanza, forse per certi aspetti è anche più dinamico e si ha l'occasione di conoscere in modo più approfondito la nostra università. Perché appunto gli anni scorsi magari in un solo giorno c'era la presenza, sì, che quello era ciò che andava fra virgolette meglio rispetto a quest'anno. D'altra parte ora gli studenti possono conoscere meglio l'università da casa e in modo più approfondito anche con tutti questi incontri. Allora, come dice lei, professoressa, è vero, io sono abituata a lanciare un messaggio, diciamo, propositivo per gli studenti, quindi ovviamente mi aspettavo questa domanda da parte sua e ho pensato di fare una cosa diversa. Allora, di solito in questi incontri, oltre che ai rappresentanti degli studenti, si dà uno spazio anche alle associazioni. Oggi ne abbiamo parlato poco, però io vi invito caldamente a far riferimento anche alle associazioni studentesche. Potete trovare di che cosa si occupano, insomma, e tutti i riferimenti all'interno del nostro sito, nonché su Facebook, su Instagram. Scrivete anche a noi, anche a me eventualmente nella pagina del Consiglio degli Studenti e vi darò tutte le indicazioni.
oppure appunto all'Ateneo. Quindi, siccome mi aspettavo questa domanda, io ho chiesto direttamente alle associazioni se avevano un messaggio da dare agli studenti, e proprio l'associazione che forse, cioè l'associazione per antonomasia, no? Che si occupa di scrittura creativa, mi ha lasciato un messaggio che io vorrei leggervi Vai. adesso. Quindi, Grazie. allora, lei dice: non accontentatevi di prendere una laurea, ma fate dell'università un luogo in cui poter esprimere voi stessi e la vostra personalità. Partecipate ai convegni, agli incontri, buttatevi e conoscete persone nuove. Se giocate nel modo giusto, ci sono molte opportunità per uscire da qui con in mano un futuro certo. Quello nessuno potrà mai averlo. No, scusatemi. Se giocate nel modo giusto, ci sono molte opportunità per uscire da qui non con in mano un futuro certo, quello nessuno potrà mai averlo, ma con un futuro che vi aspetta e con gli strumenti per raggiungerlo. Non vi resta che iniziare questo percorso aspettandovi il meglio, restando aggiornati sugli eventi e sulle occasioni, e se alcune dovessero mancarvi potreste essere voi a inventarle. Insomma, anche se l'ho letto malissimo, vi chiedo scusa. Io penso che questo sia un messaggio stupendo, cioè, sostanzialmente sì. è quello di non vivere l'università, l'hanno detto anche i professori prima di me, solo ed unicamente come luogo di studio. No, l'università è un luogo di crescita. Io mi sento fortunatissima, ringrazio ogni giorno di avere la fortuna di poter frequentare l'università, perché è davvero una fortuna, me ne rendo perfettamente conto. Un domani sicuramente mi mancherà, quindi io vi invito veramente a fare in modo ponderato, chiaramente, pensateci bene, questa scelta che sono sicura non vi potrà mai deludere. Grazie. Grazie Ambra, grazie perché hai portato la voce delle associazioni di cui non avevamo avuto modo di parlare ancora, hai portato un bellissimo messaggio, vivere l'università, e poi appunto anche hai parlato di scelta giusta, anche se la scelta alle volte può essere anche all'inizio sbagliata e uno si riorienta e riparte. Stefano, agli studenti sportivi e meno sportivi, quelli agonisti che sono in ansia e dicono quale sarà l'università che mi consentirà di continuare la mia strada, e quelli che sono magari meno sportivi o non agonisti, e i pigri. Quale messaggio ai pigri come me che invece fanno poco e niente? Che messaggio lanci? Ma dopo un bel messaggio come quello di Ambra è difficile. Comunque io dico sempre, all'università bisogna andarci, bisogna imparare, bisogna crescere le proprie passioni, cultura, scienza, eccetera. Bisogna anche divertirsi, è un periodo di vita straordinario, bisogna divertirsi, e l'attività fisica e lo sport consente di socializzare, trovare amici, trovare nuove persone e anche di trovare disciplina, che non guasta in questo periodo. Esatto. E quindi anche un po' di disciplina, un po' di sport e divertimento. L'Università di Udine lo offre, dal pigro fino all'atleta professionista che desidera continuare gli studi e continuare anche la propria carriera in ambito sportivo. Quindi a tutti gli studenti che desiderano venire a Udine, diciamo che si studia bene e ci si diverte, e poi anche fare un po' di attività fisica non guasta, quindi soprattutto quando usciremo da questo benedetto periodo strano che ci ha un attimo tolto qualche movimento, diciamo. Sì, ci ha tolto molto dal punto di vista delle potenzialità e possibilità di fare sport, è vero. E lo sport è disciplina, è importante, non è solamente no stress, ma è anche disciplina, e la disciplina sicuramente è uno strumento estremamente utile. Prima di arrivare appunto alla presentazione un po' del resto della giornata, ai vostri consigli finali che vi do ogni pomeriggio, e alla nostra sigla di chiusura che questo giorno è dedicata ad un video che presenterà una carrellata di servizi a voi utili. Do la parola ovviamente a Daniele, professor Fedeli, e gli chiedo un messaggio ovviamente ai ragazzi che ci seguono, ma non solo un messaggio. E se si sbaglia qualcosa in questa fase di scelta, cioè ci sono tanti ragazzi che in questa situazione sono indecisi e magari alle volte le alternative possono essere molto diverse,
e vivono con ansia, torna fuori sta benedetta ansia, appunto la fase di scelta. Ma io direi così, è chiaro che quando poi le possibilità di scelta sono molto ampie, come le offre l'Ateneo, è difficile per alcuni arrivare a una decisione assolutamente certa. Un po' di margine di incertezza, qualche dubbio sarà inevitabile. Bisogna un po' anche ragionare, informarsi, documentarsi, farsi guidare anche un po' dalle proprie emozioni. E se proprio dovessimo poi accorgersi che abbiamo fatto una scelta sbagliata, anche lì rileggiamola, non è una scelta sbagliata, è l'occasione per essersi conosciuti meglio. Pensavo che mi piaceva molto un corso di studio, ho cominciato a farlo e mi sono accorto che mi piaceva meno di quanto pensassi, che non ero molto portato per quel percorso, ma più per un altro. E allora anche quella, invece di essere un errore e viverlo come un errore che mi ha fatto perdere tempo, lo posso vivere come un'occasione che mi ha permesso di conoscermi ancora meglio. E che quindi vivere, il messaggio è proprio questo, secondo me, quello di vivere tutto quello che capiterà qui come un'occasione per conoscere meglio se stessi, una grande occasione di conoscenza di sé, senza paura di sbagliare, perché è nell'errore che noi arriviamo a conoscerci meglio e arriviamo a diventare più flessibili. Grazie. Allora, grazie veramente, grazie a Ambra. Grazie a Stefano, professor Lazar, grazie a Daniele, professor Fedeli. Adesso vi do appunto alcune indicazioni. Come sempre, tra un attimo parte la diretta live su Teams dedicata al Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche e ai suoi corsi di laurea, che si chiuderà con una per Tutor. Alle ore 16 sarà il momento del Dipartimento di Scienze Giuridiche e dei suoi corsi di laurea e la relativa rubrica Tu per Tutor. Potete porre domande ai relatori attraverso le chat, potete partecipare a queste live o attraverso il link che vi è stato inviato via mail o accedendo al portale web dedicato appunto a questa serie di eventi www.uniud.it/opendays. Ricordo che domani appunto ci sarà l'ultimo pomeriggio, un pomeriggio molto importante, un pomeriggio anch'esso denso, anch'esso sarà denso di tante attività e di tanti ospiti. L'apertura di domani sarà gestita in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e parleremo di diritto allo studio, parleremo di servizi di orientamento regionale, parleremo anche però un po' di placement, job placement e torneremo un poco sulla didattica a distanza. E l'apertura di domani poi sarà seguita dalla presentazione del polo medico e quindi di tutti i corsi di laurea del polo medico, del Dipartimento appunto di area medica, e quindi chiuderemo appunto con questo dipartimento in cui ci sono dei corsi di laurea che non utilizzano il TOLC che abbiamo visto prima, ma che hanno dei test di ingresso selettivi e gestiti a livello nazionale. Per qualsiasi informazione voi potete sempre scrivere a cort@uniud.it. Vi saluto, vi ringrazio e vi lascio con questo video in cui avrete una carrellata di servizi che alcuni già nominati, alcuni non nominati, alcuni li vedremo domani. Grazie e buon pomeriggio a tutti. L'app EasyUniud è scaricabile gratuitamente e permette allo studente di avere a portata di app tutte le informazioni necessarie, come calendario e orari di lezioni, appelli e l'occupazione delle aule di tutte le sedi. La rete Wi-Fi EduRoam è un servizio che offre un accesso wireless sicuro alla rete in tutte le sedi universitarie, usando sempre le stesse credenziali usate nel proprio ateneo. La rete è diffusa a livello mondiale in più di 70 paesi. La MailSpace è il canale di comunicazione ufficiale tra l'Ateneo e gli studenti, con cui è possibile relazionarsi con docenti, segreteria, uffici e tutor. Office 365 Educational è scaricabile gratuitamente da tutti gli studenti e comprende i principali programmi del pacchetto Office. L'università mette a disposizione degli studenti la possibilità di stampare presso le stampanti delle aule informatiche 300 pagine per ogni semestre. L'Ateneo mette a disposizione degli studenti ben 740 postazioni computer da utilizzare per fini didattici.
Il centro linguistico eroga attività di supporto all'insegnamento, apprendimento e certificazione delle lingue moderne, inglese, francese, tedesco, spagnolo, cinese, lingue dell'Europa orientale e molto altro. Il sistema bibliotecario di Ateneo, tramite le sue 7 biblioteche, offre la possibilità di consultare e di prendere in prestito libri e riviste per la propria attività di ricerca e di studio. Il servizio di tutorato informativo accompagna lo studente all'interno del mondo universitario, fornendo informazioni e consigli, mentre il tutorato didattico fornisce supporto nelle materie richieste. Il servizio mensa è gestito dall'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori, che opera attraverso le proprie strutture e tramite convenzioni con locali situati nelle vicinanze dei poli universitari. In tutte le sedi sono inoltre a disposizione spazi attrezzati per riscaldare o consumare il proprio pasto portato da casa. L'Ateneo stipula convenzioni con le aziende di trasporto locale e ha recentemente attivato un servizio di bike sharing. La voce degli studenti è importante per l'università, che una volta all'anno somministra a tutti i suoi utenti un questionario sui servizi offerti, i cui risultati permettono di progettare nuove iniziative e migliorare quelle esistenti. Vi sono poi molte altre occasioni in cui far sentire la propria voce, tramite le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali dell'Ateneo, ma anche tramite le associazioni studentesche che animano la vita universitaria con proposte e iniziative. UniUd offre infine una grande varietà di servizi per far stare bene gli studenti, dai corsi sul metodo di studio e la gestione dell'ansia, alle consulenze psicologiche individuali, al gruppo Facebook Help in cui chiedere informazioni e in cui vengono valorizzate le opportunità e i benefit che riguardano anche le varie realtà culturali e sportive.